Salvatore, ciao, stiamo portando delle granite speciali al tavolo per gustarle, ecco, per tutti gli amici di Bella Sicilia e Onda TV. Salvatore, abbiamo preparato due granite. Limone e mandorla. Limone e mandorla. Bianca, mandorla bianca. Guardiamo qui, ecco. Questa è la granita al limone. Per me, grazie. Per Valentina. E poi per me la granita alle mandorle. Mandorla bianca. Questa è una granita che voi preparate Sì, da tanti anni. da tanti sempre. anni. Con limone spremuto puro. Ogni anno facciamo questa tradizione, spremiamo il limone, li congeliamo e poi facciamo la granita con il limone. E con la mandorla, con la pasta di mandorla. Qui vediamo poi il tocco finale, anche le mandorle sopra mandorle per bruciate, sì. decorare, quindi tutti i prodotti genuini, Biannovine, del nostro territorio. prodotti siciliani. Siciliani. Per te è una passione quella della pasticceria, della gelateria Della in gelateria. particolare. Cosa significa fare questo mestiere? Perché? Prima ci vuole tanta passione, deve piacere, dedicarsi un po', ci vuole un po' di tempo, ma quello che ti conta di più è avere passione. Tu continui questa attività Sì. tramandata da tuo papà? Da papà, sì. Faceva mio papà, ora lo continuo io. Qui in questa bellissima piazza siamo a Chiaramonte, Gulfi, in provincia di Ragusa. Allora, noi ci gustiamo questa granita e Sì. poi gusteremo tante altre specialità, Va perché bene. ci sono tanti punti di forza della tua attività. Sì, ancora, sì. Qual è il pezzo che ti distingue di più? Sappiamo che c'è un gelato particolare. Il pezzo duro, Il pezzo duro. al torrone. E allora lo vedremo prossimamente sempre su Bella Sicilia Onda TV. Intanto ci gustiamo questa granita. Valentina, granita al limone. È buonissima. Limone Buonissima, vero? Davvero, il limone vero. Fa piacere saperlo, sentirlo e gustarlo. Ecco perché non sempre si trova nelle granite il limone Sì, vero. Sì, lo so. Ci vuole un po' di tempo per preparare il limone ogni anno. Complimenti allora, grazie. Allora, buona giornata amici, fateci sapere da dove ci state guardando. Qui guardate questa piccola piazza che tra poco ospiterà anche un evento, la festa del grano. Valentina, siamo qui proprio per questo evento. Saremo presenti, seguiremo tutto l'evento, quindi state con noi, seguiteci sia sulla pagina che nelle storie. Ciao ciao!